Forse è un tasto qua? Pronto? Ok. Se vogliamo accomodarci, prendiamo posto, con un po' di ritardo iniziamo. Benvenuti, buongiorno. Questa è una mattinata importante perché è una svolta, presentiamo il primo PSA, il piano di sicurezza dell'acqua, il primo in Veneto, tra i primissimi in Italia. Questo appuntamento è voluto da Viveracqua in collaborazione con la Regione del Veneto e il patrocinio dell'ISS, Istituto Superiore della Sanità. È una giornata importante per noi comuni mortali che siamo ignari di quel che succede e di cosa c'è dietro al semplice gesto di aprire i rubinetti dell'acqua, ed è una giornata importante per voi del settore. Mediaticamente da oggi in poi PSA dovrà essere sempre più diffuso ed avere un senso importante, significherà maggiore sicurezza, maggiore certezza del prodotto acqua che deve essere di qualità, in pratica il bollino blu dell'acqua. E questo deve essere il significato che deve arrivare alle persone, agli utenti. Per voi tecnici vuol dire solo una cosa: lavoro, lavoro, lavoro in più, ma che vi darà sicuramente soddisfazione, perché quando un lavoro è fatto bene ne trovano tutti grande giovamento. Anche questa mattina anch'io cercherò di fare bene il mio lavoro, accompagnandovi in questo momento di approfondimento e di aggiornamento. Comincio con una nota organizzativa. Allora, nella prima parte della mattinata, fino alle 11, affronteremo il piano PSA dal punto di vista un po' più generale. Ci fermeremo intorno alle 11, 11 e un quarto a questo punto, visto i tempi che sono un po' slittati. Mezz'oretta di pausa per poi riprendere ed entrare nello specifico del piano. Mi presento, sono Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Sono tra i cronisti che più assiduamente, perlomeno nel mio giornale, ha seguito la questione dei FAS. E FAS che conosciamo tutti dal 2013 perlomeno, da quando quella nota del CNR ha cominciato a far capire cosa significa questa sigla, che in realtà indica una famiglia di sostanze che sono diffusissime, che usiamo in modo comune, ma che in Veneto sono nella falda, che in Veneto sono nel terreno, che in Veneto sono nel sangue di tantissimi, e ci sono arrivati tramite l'acqua, e quindi l'acquedotto dal 2013 è mediaticamente diventato al centro dell'attenzione mediatica, perché è il mezzo della diffusione della contaminazione. È scattata un'emergenza che ha previsto contromisure importanti, filtri, metodi di ricerca nuove, prese in carico delle persone che si sono contaminate,
perché la situazione non aveva precedenti e insomma si è messo in moto un sistema per fronteggiare un disastro. E come spesso succede quando ci sono i disastri, vengono fuori anche le cose buone, i nuovi metodi, le prospettive, le nuove visioni, come è successo con Seveso, come è successo anche con l'alluvione a Vicenza, per esempio, no? Il metodo non andava più bene, avevamo però la tecnologia, i mezzi per affrontare un sistema previsionale, il sistema previsionale in modo nuovo. La Regione in quei giorni mandò fax, si ricordavano proprio qualche giorno fa, fax ai comuni, ma i comuni non c'era nessuno, era ponte, e quindi Vicentini e tanti altri si svegliarono con l'acqua in casa e il disastro era alla porta. L'emergenza è stata affrontata, ma si è pensato anche al dopo, e adesso con un sistema previsionale nuovissimo e innovativo 3 giorni prima riusciamo a capire cosa sta succedendo e riusciamo ad evitare il peggio. C'è il tempo per il sindaco di firmare l'ordinanza e dire ai ragazzini: state a casa, non vi muovete perché c'è la tempesta Vaia in arrivo, come è successo all'ottobre scorso. La stessa cosa la si vuole portare anche qui, la si riporta qui, quindi questa è una rivoluzione, se vogliamo dire così, copernicana del vostro settore. E vi presento allora chi ha scritto nero su bianco questo primo progetto ed è un po' l'attore di questo nuovo modo di fare gestione dell'acqua. I relatori saranno Fabio Trolese, presidente di Viveracqua, Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Francesca Russo, direzione prevenzione e sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto. Intanto questa nella prima parte della mattinata, poi prenderà la parola Fabio Strazzabosco della direzione ambiente della Regione Veneto, Diego Macchiella, segretario generale di Viveracqua, Linda Chioffi, direttore del Dipartimento di Prevenzione e Direzione UOC Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'USL 9, Matteo Cultrera dell'ARPAV e Giuseppina Cristofani, direttore del Consiglio di Bacino del Brenta. Tante informazioni, tante persone che hanno lavorato per 1 anno e mezzo per arrivare a questo progetto che nasce da un'indicazione del Ministero emanata nel luglio del 2017, come saprete benissimo tutti. Hanno incaricato il braccio operativo del Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, a concretizzare questa nuova prospettiva e quindi iniziamo proprio questa nostra mattinata di svolta, di presentazione di un progetto innovativo con il commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che ci ha inviato un suo intervento. Riusciamo a mandarlo? Grazie. Buongiorno, sono Silvio Brusaferro, sono il commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità e ci tenevo a portare il mio personale saluto all'inizio di questo evento per significare quanto il nostro istituto sia attento e vicino alle problematiche dell'acqua e della sicurezza delle acque. In questo evento poi particolarmente è significativo perché affronta in una maniera cooperativa, mettendo insieme attori locali con istituzioni nazionali, un problema che ormai ci sta toccando quotidianamente. Il tema dell'acqua è un tema che oggi attraversa trasversalmente tutta la nostra società e che sta emergendo sempre più come un problema a cui dobbiamo porre particolare attenzione anche in una realtà come quella del nostro paese che fortunatamente in molte delle sue zone è ricca di acque. L'affrontare però la sicurezza delle acque vuol dire anche superare in qualche modo un approccio che caratterizza o che ci caratterizza, che è quello di dire che è per quanto di competenza. Un piano di sicurezza delle acque implica il superare un po' queste barriere, perché il quanto di competenza solitamente aggredisce o tutela una parte del problema, invece oggi il problema si propone in maniera più generale. E in questo senso è molto importante che noi pensiamo sempre più a tutto il ciclo idrico integrato, ma ancora più a tutto il ciclo naturale dell'acqua. Solo se cerchiamo di approcciarlo sistematicamente in questo modo, possiamo continuare a garantire ai nostri cittadini un'acqua sicura. L'esempio dei FAS
che sta attraversando l'esperienza anche dei comuni del Veneto è un'esperienza paradigmatica in questo senso, e proprio l'utilizzo di Water Safety Plan, un approccio raccomandato ormai da molti anni dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno degli approcci possibili, e forse l'unico approccio che oggi abbiamo per poterlo affrontare sistematicamente, anche perché tocca tutto il percorso di approvvigionamento dell'acqua fino ad arrivare a ipotizzare anche diversificazioni delle fonti di approvvigionamento. L'esperienza del Veneto in questo caso è paradigmatica ed è anche una buona pratica che ci aiuta a mostrare poi come si possono affrontare i problemi e a rappresentare un'esperienza da condividere a livello internazionale, a livello di Unione Europea. E non a caso, proprio attraverso questa esperienza, l'Italia ha un ruolo da protagonista anche nel processo di ridefinizione, in qualche modo, delle direttive europee rispetto alla definizione di criteri e metodi per l'analisi del rischio. L'Italia ha contribuito in maniera molto importante sia a definire criteri per l'accesso all'acqua, anche alla definizione di metodi per la sicurezza dei materiali di contatto con tutti i sistemi acqua, ma anche come nella definizione dei valori di riferimento per quanto riguarda il PFAS. Sono elementi importanti, sono elementi che sono inclusi anche nell'obiettivo sesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile organizzati dall'ONU, sono anche oggetto oggi di dibattito a livello del nostro Paese per identificare come meglio reagire, come meglio garantire ai cittadini una sicurezza delle acque. Dai lavori di oggi credo possano emergere importanti spunti, ma soprattutto un importante coordinamento per da cui imparare e da cui sviluppare ulteriori modelli e ulteriori approfondimento. Vi auguro buon lavoro e vi confermo il pieno sostegno dell'Istituto Superiore di Sanità a questo tipo di iniziative, sostegno e partecipazione, e in particolare mi piace ringraziare e sottolineare l'importantissimo contributo dato dall'ingegnere Lucentini e dalla dottoressa Dogliotti, che è il direttore del Dipartimento Ambiente e Salute del nostro istituto. Buon lavoro e buona giornata. Grazie al commissario Brusaferro, che ha detto due concetti importanti. La sicurezza dell'acqua è un tema trasversale che va affrontato in maniera cooperativa, mettendo insieme il livello nazionale e locale. E poi un altro concetto importante che secondo me va sottolineato è l'approccio che va cambiato. La frase è di pertinenza, è una frase che crea barriere, che crea limiti e che crea magari l'impossibilità di avere una visione generale di un'azione di prevenzione totale. Ed è esattamente quello che è successo. Attori locali come Vivere Acqua innanzitutto hanno saputo superare un'emergenza FAS che non è da poco, e poi hanno saputo raccogliere la sfida dell'Istituto Superiore di Sanità di mettere in piedi il primo piano di sicurezza dell'acqua. Una sfida non da poco, quindi do la parola al Presidente Fabio Trolese per avere un'idea di come vi siete mossi, delle difficoltà che avete dovuto affrontare, ma anche il senso di questo piano. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Diciamo intanto è un onore poter aprire un po' i lavori su questo argomento, in un posto così suggestivo anche, che ci responsabilizza un po' rispetto alle cose successe nel passato e la nostra capacità di portare avanti appunto il futuro basato di emergenze tipo PFAS, ma anche di cose positive del lavoro di squadra dei gestori veneti. Devo dire che ricordo bene nel maggio, più o meno all'inizio dell'estate 2013, quando l'ingegnere Strazzabosco telefona ai gestori, nel caso specifico anche a me, dicendo attenzione perché c'è un argomento rilevante che va affrontato immediatamente e senza indugio. E lì per lì io dico che noi come gestori che siamo abituati alle emergenze, viviamo di problemi e viviamo di emergenze, un po' forse questo argomento qui l'abbiamo preso, non dico sotto gamba, sto parlando del primo minuto, ma insomma vabbè, cosa succede adesso, oltre a tutto il resto delle cose che conosciamo. E invece
poi, e adesso possiamo dirlo, questo era veramente un argomento non solo significativo, ma anche per certi versi drammatico, e che ha fatto scuola per quanto riguarda noi gestori sull'approccio ad argomenti di questo tipo. Ci ha fatto anche prendere consapevolezza che ci sono alcuni problemi in cui la dimensione del singolo gestore, la propria capacità, non è sufficiente per risolvere i problemi. E questo è stato il primo caso. In quella situazione lì, devo dire che grazie al fatto che Viveracqua già esisteva, Viveracqua è nata nel 2011, e come gestori ci conoscevamo già e abbiamo immediatamente affrontato l'argomento in una sorta di squadra che era già nata e quindi poteva affrontare anche questa problematica in una maniera sinergica. E questo credo è stato molto utile anche non solo per noi, per come lo abbiamo affrontato, ma anche per chi guardava quello che stavamo facendo. In prima battuta certamente la Regione, che sia sulla parte ambiente che sulla parte sanità, da quel momento lì in poi ha incalzato fortemente noi gestori nel mettere in campo tutte le azioni utili per risolvere questo problema. Ed evidentemente il fatto di averlo fatto in maniera sinergica, ricordo che abbiamo subito realizzato un primo progetto che poi è rimasto quello di fatto, di fattibilità di opere che sarebbero servite a superare in maniera strutturale questa emergenza, l'abbiamo fatto come Viveracqua, che non è altro che un contenitore nel quale lavoriamo assieme come gestori e affrontiamo appunto quegli argomenti che hanno una scala ben superiore al nostro singolo perimetro. E mi viene da dire che questo è stato un caso in cui posso affermare che ciascuno dei 12 gestori in Viveracqua, tutti totalmente pubblici, un po' campioni a casa propria, abbiamo, se vogliamo, una grande forza, ed è quella che la dimensione di questi gestori, che viaggiano attorno ai 300, 500, 600 mila abitanti serviti, gioco forza impone una conoscenza capillare del territorio, un rapporto molto intenso con le amministrazioni e con il territorio. Questo vuol dire in qualche modo essere un po' campioni. Dal lago di Garda, dove c'è il gestore che evidentemente fa quello e quindi è uno specialista di quello, alla montagna in cui c'è il gestore di Belluno che conosce perfettamente cosa vuol dire gestire un servizio idrico in zone impervie, alla zona del Basso Veneto. Attualmente penso che uno dei temi, lo leggiamo anche in questi giorni, sui temi della qualità dell'acqua siano quello che arriva sui fiumi, no? Noi abbiamo gestori che in questo momento continuano ad attingere acqua dai fiumi, quindi sono, diciamo, sul fronte rispetto a questa tematica. Non parliamo della laguna di Venezia, non parliamo del distretto della Concia, delle città. Verona, Vicenza hanno acquedotti del 1890-95 che stiamo ancora gestendo e che siamo impegnati a continuare a mantenere in esercizio. La pianura, Etra, ATS, Piave Servizi, sono gestori che gestiscono un servizio, un territorio frammentato nel senso di policentrico, dinamico, ampio. Un gestore che è LTA, che ha confine, vive di 2 regioni di fatto, no? Quindi ha un confine amministrativo in mezzo, ma l'acqua giustamente non li conosce e quindi lui è impegnato a prendere acqua da una parte e portarla dall'altra. Insomma, tutti argomenti che quando sono messi assieme dimostrano una grande capacità di agire, ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo tutti assieme più di 2.000 fonti di produzione di acquedotto, 50.000 chilometri di rete di acquedotto, 1.000 impianti di depurazione, 22.000 chilometri di fognature. Ecco, fognature e depurazione, parliamo di qualità dell'acqua, sono il primo presidio per migliorare o per evitare di condizionarla. Negli ultimi 5 anni assieme abbiamo fatto più di 1 miliardo di euro di investimenti sul territorio. Se li vediamo tutti assieme questi numeri e ci mettiamo uno spirito, diciamo, consortile come quello che stiamo facendo, ci rendiamo conto anche della capacità che abbiamo tutti assieme di affrontare i problemi, da quelli quotidiani a quelli straordinari, tipo quello dei PFAS. Il tema dei PFAS, oltre alla parte emergenziale, evidentemente sapete ben tutti perché qui siamo, non dico tra amici, ma tra tutte persone che conoscono bene i propri ruoli e le proprie competenze in tutti i temi dell'idrico, e sappiamo cosa abbiamo fatto, la realizzazione dei filtri, i monitoraggi, il
famoso limite PFAS 0 che la Regione ha voluto raggiungere e che noi siamo tenuti a rispettare. E poi, ed è qui siamo al tema del piano di sicurezza dell'acquedotto, ci siamo resi conto, probabilmente qualcuno di noi anche prima, ma insomma diciamo in maniera corale adesso, ed è che dobbiamo aprire gli occhi rispetto alla semplice gestione, che è una gestione impiantistica o comunque di una certa visione che noi gestori abbiamo sul territorio. Aprire gli occhi vuol dire guardare fortemente alla parte preventiva, che è fatta di cose che si conoscono e di cose che non si conoscono ma che si devono cercare assieme. Qui c'è il dottor Altissimo, che è ex direttore del Centro di Novoledo, che a me ingegnere, che capisco di tubi e di qualche altra cosa, mi ha detto: ma guarda che sull'acqua tu non è che trovi quello che c'è, trovi quello che cerchi. E questo diciamo, è fondamentale per i piani di sicurezza dell'acquedotto. Vuol dire che nell'acqua c'è tutto, dobbiamo andare a cercare le cose che più probabilmente ci aspettiamo ci siano. E quindi il fatto di individuare queste sostanze che possono esserci deriva dall'esperienza dei gestori che hanno la responsabilità su questo, ma deriva anche dalla possibilità di mettere assieme conoscenze che ha l'ARPAV, che hanno le aziende sanitarie locali, che hanno tutti i consigli di bacino, tutti gli interlocutori che hanno, diciamo, competenze, conoscenze e che messi assieme a tutti noi possiamo portare una direzione di prevenzione dei sistemi, che poi è lo spirito vero del piano di sicurezza dell'acqua. Abbiamo provato a fare questo e questo l'abbiamo fatto nel, chiamiamolo, test del piano di sicurezza dell'acquedotto di Almisano, Lonigo, guarda caso appunto, diciamo, l'epicentro del problema, e qui ringrazio. Alla fine il gestore è quello che deve gestire il piano di sicurezza, no? Quindi la responsabilità è sua. Però ringrazio fortemente la Regione, la parte sanità, la parte ambiente, l'Istituto Superiore della Sanità, l'ARPAV, le aziende sanitarie locali che ci hanno aiutato nel mettere assieme dati e costruire un progetto che abbiamo l'ambizione di pensare possa essere di riferimento per tutti, ma anche e soprattutto per noi, per i piani futuri. Abbiamo stimato che avremo da fare 200 piani di sicurezza degli acquedotti in Veneto e credo che, e poi lo sentiremo da chi poi effettivamente ci ha messo, diciamo, le mani, uno dei temi fondamentali è poter contare sulla collaborazione dei dati, delle informazioni, sulla trasmissione appunto delle conoscenze. E l'auspicio appunto è che questo piano di sicurezza possa essere da traino per quelli successivi che faremo. Ultima cosa che volevo accennare era sul fatto di prendere consapevolezza anche da parte di noi gestori, ma poi di tutti gli attori, che sul tema della qualità dell'acqua, al di là della tecnicalità, se acqua buona, potabile, non è potabile, se ci sono dentro i parametri o meno, più che mai in questo momento abbiamo capito che è un tema di percezione di sicurezza dell'acqua che viene distribuita dagli acquedotti. È noto che la mole di informazioni che girano in questo momento, corrette e meno corrette, fa sì che la percezione del cittadino, e noi, diciamo, che mandiamo le bollette a casa ce lo ricordano sempre con intensità, la percezione di qualità dell'acqua è una percezione di sicurezza e di fiducia in quello che viene fatto dai vari attori. E quindi mi viene da dire che il messaggio che ci diamo è un po' questo. Siccome è un tema di fiducia e di sicurezza, il lavoro di squadra, ovvero percepire, sentire, cogliere, come in queste giornate, che ci sono vari attori che hanno dei ruoli anche alle volte in conflitto, nel senso che parlo di ARPAV, per esempio. ARPAV è il nostro primo controllore delle cose che facciamo, quindi ha un ruolo di controllo e di indagine anche rispetto all'attività che fanno i gestori, evidentemente rilevante, importante e riconosciuto. Ma ci sono dei momenti, tipo quello che abbiamo visto sui piani di sicurezza dell'acquedotto, o quando si parla, diciamo, di tutela complessiva, che fa sì che il rapporto a questo punto deve essere per forza collaborativo, perché questo aiuta ad evitare che nascano dei problemi e ad rappresentare verso i cittadini un elemento di fiducia. Altro elemento di fiducia è il fatto, e questo è bene anche ricordarlo, che siamo tutti attori pubblici. I Viveracqua, i gestori consorziati, sono 12 gestori totalmente pubblici, che hanno un unico interesse, ed è quello di erogare acqua di qualità, trattarla,
e diciamo non in un interesse rispetto a dei soci che abbiano interessi di tipo economico, finanziario o altro, esclusivamente di servizio. Se ci mettiamo assieme, come è stato fatto su questo piano di sicurezza degli acquedotti, con gli altri attori pubblici che hanno le competenze importanti su questi argomenti, credo che potremo portare ancora un messaggio di fiducia importante rispetto ai nostri cittadini e rispetto all'acqua che distribuiamo. E quindi adesso mi fa molto piacere, dicevo, poter introdurre il piano concreto con gli attori che l'hanno sviluppato e che ringrazio ancora a nome di tutti. Grazie. Bello il messaggio perché la percezione di una sicurezza nuova per il cittadino deriva da un nuovo metodo di lavoro che è innovativo perché, come diceva lui, il controllore e il controllante devono lavorare insieme, superare le reciproche diffidenze per un obiettivo superiore. Farlo non è stato facile. Adesso il dottor Lucentini ci spiegherà quali sono i criteri con cui vanno realizzati i nuovi piani di sicurezza dell'acqua. Prego, dottore. Grazie molte davvero dell'invito e devo dire che dunque partire la prima slide, vabbè, è semplice, è quella del titolo, ma la prima vera, no? È sempre quella più di impatto, anche perché poi, visto il tempo, le altre scorreranno un po' come un film. E quindi ho pensato di mettere il concetto su cui dobbiamo ritornare e che, diciamoci la verità, messa in un convegno del genere nel 2013 sarebbe stata quasi offensiva, cioè ricordare di bere in sicurezza in quel contesto sarebbe stato davvero difficile da comunicare, ma anche a noi stessi, perché sono state già dette, forse già tracciati i temi del convegno, cioè il discorso della competenza e dell'impegno che c'era prima del 2013, se vogliamo fissare un anno, non è che mancasse, ma poi tutte queste competenze e impegno, per cui ognuno aveva fatto effettivamente bene il suo dovere, vedeva tutti sconfitti e non serviva a dire io non c'entro, cioè il gestore effettivamente poteva dire no, è l'acqua che ho sempre preso, non sapevo, e nessuno aveva in realtà effettivamente un decisivo ruolo nel poter prevenire e nel poter conoscere. Però poi il passo successivo insieme appunto alla competenza e all'impegno è stato di avere coraggio, umiltà, di aver capito che comunque la cosa andava male, non serviva a difendere la nostra posizione, non serviva che il gestore dicesse quello che devo fare o non dovevo fare, o la ASL volesse ancora una lista di tabelle e quindi qualcosa di assolutamente rassicurante. No, bisognava capire insieme mentre si preveniva e questo non è stato facile. Oggi possiamo dire che questo impegno ha portato ad un risultato importante, innanzitutto effettivamente in quello che è più tangibile, che racconterà la dottoressa Russo, che ha seguito diciamo dall'alto ma anche sul campo tutto il giorno, cioè dialogando, diciamo, forse è stata proprio veramente la membrana osmotica di tutto sul territorio. E quindi il primo risultato è ovviamente la diminuzione dell'esposizione, ma il secondo, che è il senso di tutta questa relazione, è quella di non limitarci a quello che è stato scoperto. Ricordiamoci per caso con una bellissima azione di ricerca del CNR IRSA del dottor Polesello, che ricordiamo è stata una punta dell'iceberg. Non possiamo immaginare che mettendo semplicemente FOA, FOS e poi guarda caso via via altre liste, noi siamo certi, chiudiamo la lista e per altri 100 anni siamo a posto. Questo è il messaggio. Dobbiamo rivedere il sistema di cosa cercare nell'acqua, come ha giustamente detto il dottor Trolese. Quindi questo ovviamente possiamo vederlo nel senso più alto, cioè proteggere l'acqua significa proteggere tutti gli altri obiettivi sostenibili del millennio che lavorano di pari passo, ovviamente prima di tutto la salute, ma anche la sicurezza alimentare, tutti i temi che poi qui sono stati trattati e piano piano diciamo affrontati
non l'un l'altro, dobbiamo dire che finalmente sono stati affrontati insieme e devono ancora essere affrontati. Cioè, oggi ci raccontiamo una tappa di un cammino in cui almeno sono note delle strategie, dei problemi ancora esistenti, altri che si stanno attenuando ma su cui non bisogna abbassare la guardia e soprattutto conoscenza di quello che si fa, si è fatto e si può ancora fare. Perché questo è l'obiettivo, appunto, avere sicurezza e fiducia nel bere l'acqua. E perché il sistema andava rivisto? Perché noi abbiamo giustamente, funzionalmente, suddiviso quello che arriva al rubinetto in una frammentazione che qui proprio solamente a memoria è stato messo in tantissimi segmenti, ma magari il gestore o il consumatore non immagina proprio che il reach, che è semplicemente molto in un modo molto complesso, una serie di moduli, di faldoni che arrivano, di valutazioni complessissime, poi invece sono determinanti per la sicurezza dell'acqua nel bicchiere. Quindi la dispersione di tutte queste competenze cozza proprio con il ciclo idrico integrato, in cui fra l'altro ritroviamo nelle acque che beviamo delle sostanze che sono scaricate più o meno, diciamo, consapevolmente dalla depurazione, che è il cuore del problema, che poi si inserisce in un ciclo che è molto più difficile da capire, che è quello naturale, un ciclo naturale che ora dobbiamo fare i conti con un'alterazione complessa, si sta cambiando era geologica, dall'Olocene si sta passando all'Antropocene, perché l'influenza umana ormai è così stabile che ha compromesso, diciamo, la stabilità geologica, e quando parliamo insomma di stabilità geologica l'aggregazione dei dati è molto complessa rispetto agli ultimi 10.000 anni. Addirittura è stato giustamente fatto notare recentemente che nel ciclo idrico, nel ciclo dell'acqua, mentre nel ciclo dell'azoto, del carbonio, l'influenza umana è ormai inserita perché è parte integrante del ciclo, nel ciclo dell'acqua ancora non veniva rappresentata, e questo dà un senso di falsa sicurezza. Quindi è stato, diciamo, proposto ai più alti livelli, insomma, da Nature, che i cicli dell'acqua includano le influenze dell'uomo su questo ciclo, perché ormai sono stabili e non sono occasionali, per cui riguardano aspetti climatici, ma come vedete, insomma, poi vi invito a approfondirlo perché è molto interessante. Gli aspetti climatici dobbiamo dire che sono stati affrontati dall'Italia in un modo abbastanza muscolare, parlando appunto degli effetti sulla salute del clima, e quindi possiamo dire che se l'Italia è in realtà un laboratorio vivente degli effetti già sul clima, e il Veneto lo è ancora più, è una stanza importante del laboratorio, perché gli effetti sulla quantità d'acqua e sulla qualità forse sono per qualche aspetto unici in Italia dal punto di vista della siccità, delle inondazioni, delle contaminazioni, che sono retaggi storici. E quindi dobbiamo dire che quello che è stato fatto probabilmente in questi 5 anni è stato veramente, posso dire, una rivoluzione da certi punti di vista, perché è stata diciamo acquisita la consapevolezza di queste problematiche e si stanno mettendo in campo risorse straordinarie per affrontarle insieme, senza, diciamo, rincorrere invece diverse. Vabbè, questo non lo approfondiamo molto, ma è importante che anche gli aspetti della qualità parlino con quelli della quantità, perché sono strettamente correlati e perché l'acqua si deve dare come misura. Ma tutto questo, diciamo, torniamo invece a prima del 2013, quello che si faceva vedere prima, cioè, che è un messaggio che ancora esiste, non è che è stravolto, cioè la qualità delle nostre acque, per oltre vedete lì il cerchio esterno, è la conformità al 100% dei campioni, quindi stiamo parlando di milioni di campioni l'anno in Italia, i rubinetti. Come vedete siamo vicini al 100% per le sostanze oggetto di ordinario monitoraggio. C'è qualche non conformità negli indicatori, ma che significa addirittura che il sistema funziona, perché questi indicatori non danno direttamente problemi di salute, ma ci dicono occhio che il sistema può avere una perturbazione. Per cui la domanda sarebbe: ma chi ce lo fa fare a cambiare prima del 2013? In realtà poi, se vediamo, appunto si diceva, si cerca, non tutto è nell'acqua per fortuna, cioè diciamo dobbiamo sapere cosa potrebbe esserci, e questo è il senso del piano, a secondo di quello che c'è stato in passato su quel territorio.
Un bambino una volta chiese, ma vabbè, ci state raccontando di tutte queste cose, ma l'acqua che beveva mio nonno mi sa che era meglio di quella che beviamo adesso, no? Questa è la famosa domanda che ha messo in crisi un po' tutti. Forse no, nel senso che... E poi comunque dai nostri nonni in poi purtroppo ci siamo complicati un po' la vita, adesso dobbiamo ritornare un po' indietro e riaffrontare. C'erano altri problemi, c'erano altri ovviamente obiettivi, tutto è funzionale a certi cammini, però ora dobbiamo ripercorrere con un occhio critico questi cammini, perché appunto il sistema, lo sapete bene, si partiva da un risultato non conforme per quello che cercavamo e poi si facevano le valutazioni di rischio, era retrospettivo, e questo qui è l'aspetto che ci ha fatto cambiare idea. Soffermiamoci soprattutto su un aspetto, la lista dei parametri da controllare, perché poi è quello su cui appena esce un inquinante dal nome più strano, su cui poi... È giustissimo l'aspettativa di metterlo, ed è ovviamente immediatamente messo nella lista dei parametri da controllare in quel territorio, perché è evidente che la sostanza è un problema. La mossa successiva è dire mettiamo il parametro sempre, perché vedi, dovunque, perché è un problema che esiste. Nel caso dei FAS probabilmente arriviamo a questo perché sono ubiquitari, ma in tantissimi altri casi probabilmente inseguire 153 milioni di sostanze organiche sarebbe difficile, per cui non possiamo pensare di inserire sostanze organiche che possono finire nell'acqua, teoricamente, se c'è lo stabilimento che le produce, in una lista. Cioè aspettarci, ma proprio a livello di sicurezza nostra e di confidenza nel bere, che allungando la lista siamo salvi, purtroppo non è questo che ci può... Ovviamente non sottovaluto mai questa importanza, perché i controlli al rubinetto sono la strategia principale della vigilanza e l'indipendenza di questi controlli, che è mantenuta assolutamente col piano. Non confondiamo mai il ruolo di ASL, ARPA, di controllori che collaborano nel piano sulla terzietà di questi controlli, così come il ruolo dell'istituto, perché tutti hanno la loro dovuta diligenza, in questo caso nel fare dei controlli, ma l'apporto di conoscenza è quello che viene modificato nel piano. Sono lì per raccontare, ARPA ha una serie di attività formidabili, non solo di controllo dell'acqua al rubinetto, ma anche di proprio sentinelle ambientali sul territorio per sapere se ci sono discariche, quali scariche ci sono, presiede al piano di tutela delle acque. Quelle conoscenze le travasa al gestore, ma sto anticipando. Ecco, e poi l'altro aspetto su cui che vediamo è troppa enfasi sul trattamento. La prima riunione del piano sui FAS era quasi la chiusura del piano nel nostro vecchio approccio, cioè sì, va bene, stiamo tutti qui, però abbiamo trovato dei filtri e dobbiamo qui dire effettivamente, poi non stiamo a dire quanto davvero sono bravi diciamo, gli attori del tavolo, però credo che la ricerca sui trattamenti del Veneto non abbia uguali. Purtroppo è mancato il tempo di pubblicarli da parte loro perché sono un'eccellenza mondiale, ma l'approccio è stato questo, cioè abbiamo dei trattamenti che rimuovono i FAS, quindi al rubinetto da qui a poco non avremo davvero FAS zero, per cui diciamo possiamo chiudere il piano. Ma la domanda era, ma hanno prodotto solo FAS questi stabilimenti? C'era solo uno stabilimento? Abbiamo chiaro questo? Oppure fra 30 anni c'è un altro studio IRSA che ci racconta di un'altra sostanza? E questo ha aperto e ha davvero modificato l'approccio per non fossilizzarsi sui trattamenti che in tutto questo non sottovaluto mai l'importanza di queste azioni, che sono quelle tradizionali e sicuramente efficaci, però non sono gli unici baluardi della salvaguardia, perché in effetti non hanno funzionato in passato. Quindi il cambiamento, diciamo, di approccio che è stato portato con forza in Europa. Dobbiamo dire che una volta tanto, insomma, la fase italiana che ha messo appunto dietro questo c'è il mettere la sanità come motore, cioè come obiettivo di tutti, del lavoro di tutti, perché è stato già detto, insomma, ripeto, concetti già detti, tutti, fra l'altro attori pubblici, hanno l'interesse che l'acqua sia sicura. L'acqua non ce n'è un altro di interesse, esistono poi degli aspetti gestionali, ma l'interesse di tutti è quello, quindi il settore salute è quello che guida il processo, è l'advocacy principale, intorno al quale tutti collaborano e valorizzano i loro lavori. Altrimenti il lavoro, anche encomiabile, se l'acqua non è sicura, viene sicuramente
giustamente svalorizzato, per cui questo è l'importante. E stranamente in passato si faceva, quando l'obiettivo e quando pensavamo che l'acqua ancora lo è, ma insomma adesso abbiamo avuto molti anni di sicurezza anche fondata sull'acqua che distribuiamo. Prima ovviamente era la prima misura di sanità pubblica, cioè si diciamo, evitavano centinaia e migliaia di vittime se l'acqua era sicura e se la sicurezza, lo sviluppo insomma, del sistema romano, delle civiltà romane è stato prima di tutto appunto non tanto l'organizzazione dell'esercito ma il servizio idropotabile. Ecco, il prima appunto l'istituto addirittura disegnava gli acquedotti, e ricordiamoci che anni fa furono messi nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, la mappatura dei pozzi, una stravaganza assoluta se vogliamo, ma dava un po' il senso, forse una misura effettivamente un po' discutibile, però dava il senso di quanto questa lacuna aveva influenza sulla salute, perché non conoscere da dove veniva l'acqua poteva pregiudicare la prevenzione, perché non sapevo a cosa ero esposto. Quindi anche questi squilibri, a un certo punto la sanità non può avere geologi, perché non è la sua materia, ma se non parla con i geologi non capisce come si diffonde, non capisce a cosa è esposta la popolazione. Per questo il dialogo è importante, e questo è appunto, credo di avere già finito il tempo, quindi vado molto molto velocemente a concludere, e concluderei facendo intanto scorrere le slide per dire cose che voi conoscete già bene, che appunto è un processo flessibile ma abbastanza rigoroso. Alla fine genereremo una matrice di rischio in cui, identificando dei rischi alti, dobbiamo mettere in campo delle misure di controllo che li tengono appunto sotto controllo e li verificano nel tempo. Non abbiamo il tempo di approfondirlo, anche perché insomma servono giorni. Questo aspetto di valutazione del rischio, che quindi è un termine generico ma che si traduce in quella matrice, e quella matrice è veramente una sintesi di quanti giga di dati ci saranno su un cloud, forse veramente centinaia di giga di dati, che poi dialogano con sistemi più complessi, però alla fine se tutti questi giga non producono una goccia sicura, abbiamo fallito. Il senso è di farli capire cosa significano questi dati e inserirli nella prevenzione. È stato fatto a livello normativo, abbiamo detto che riprendiamo i lavori della direttiva il 4 luglio, quindi per dialogare, per arrivare a questo famoso trilogo e chiudere questa storia, bene, speriamo, e abbiamo 4 articoli sull'analisi di rischio. Vado proprio velocemente verso la conclusione, e questi articoli seguono il ciclo idrico integrato, cioè partono, ne vediamo 3, uno racconta appunto cosa diranno gli altri. Il primo, lo Stato membro non è il gestore, attualmente lo ha fatto il gestore, avendo diciamo la collaborazione, dobbiamo dire anche volontaria, perché l'ARPA non ha ancora un obbligo di legge per farlo, cioè lo ha nella legge 32, comunque deve fornire dati che servono alla salute, ma proprio dirgli che deve venire alla riunione del piano di sicurezza non ce l'ha, non so in che modo riuscivano a giustificare anche la presenza, e per questo li ringraziamo. Insomma. Però, ecco appunto, prima lo Stato membro li deve dare. Guardate, ne dico 2, perché poi questi aspetti, molti vengono proprio dai pareri sul Veneto, diciamolo chiaro, sono stati inseriti nei considerando delle direttive. Si è effettuata una valutazione e gestione del rischio, quindi gli Stati membri mettono questi dati in condivisione bidirezionale con i gestori e ovviamente con le ASL. Il che significa bidirezionale che anche il gestore può dire quanti controlli fa e cosa trova e quali sono i trend. Poi ne esistono altri modifiche, e questi sono praticamente l'articolo, che è abbastanza lungo, riassume semplicemente delle competenze che già c'è, che già l'ARPA fa, e in Europa vengono fatte ovviamente in direttiva nel nostro paese nel 152 del 2006. Quindi abbiamo solo messo in questo articolo una sintesi delle attività che ARPA fa, sia di previsione, quindi di protezione del territorio e quindi di monitoraggio, e
che devono essere messe a disposizione per il gestore per sapere semplicemente cosa controllare o meno, e soprattutto della ASL per vedere se effettivamente è sotto controllo, se un'azienda potrebbe aver rappresentato soprattutto in passato un rischio, ma anche perché poi è bidirezionale, cioè dalle azioni del piano possono nascere invece delle azioni che invece non riguardano il gestore, che può solo trattare l'acqua, altro non può fare, o può cambiare fonte. Invece quello che è stato fatto qui, appunto in Veneto, significa anche gestire, rigestire le aree di salvaguardia, monitorare diversamente, fare altri piezometri, quindi rivedere, ecco il bidirezionale. Questo è stato fatto in Veneto con un documento importante, ma che non è finito. Credo che la scritta bozza, forse il senso migliore sarebbe lasciarlo sempre, perché è una lista di sostanze che va monitorata, che è estremamente dinamica, nel senso sia come sostanze che possono essere e devono essere monitorate, sia anche come frequenze rispetto a quello che si trova. E questo è appunto qui soprattutto, ma anche altrove, il senso del prevedere cosa può arrivare al pozzo per poi mettere le misure per tenerlo sotto controllo. Alcune di queste sostanze sono fra l'altro naturalmente presenti, se pensiamo al bario, al tallio, al vanadio. Sarebbe interessante raccontarvi come il vanadio, per esempio, che è una sostanza naturale, è solo in Italia come parametro. Fu scoperto, ve lo dico proprio come flash, perché l'Italia esportava i condorelli in America, è vicino all'Etna, e lì controllano tutto per fini anche antiterroristici, e trovarono questo vanadio eccessivo. Arrivò in Sicilia, vanadio, cioè in una settimana successe di tutto, e si scoprì che è un elemento geologico presente. Addirittura volevano farci le previsioni sulle eruzioni dell'Etna, è interessante, vulcanico, ed è presente moltissimo in Italia, tant'è vero che è stato messo come parametro nazionale. Insomma, le scoperte, non solo quelle grandi, avvengono per caso, però sono componenti naturali che dobbiamo sapere, che se è vulcanico ci può stare qualcosa, che se stiamo in un'attività mineraria ci può stare il tallio, che è estremamente difficile trovare altrove, e che non serve monitorarlo in tutta Europa, in tutto il mondo, perché il 99,99% dei controlli significano solamente soldi inutilmente spesi, ma lo devo controllare magari una volta ogni 5 anni. Questo è un po'. L'altro articolo è quello sui gestori idrici, non ci torno perché l'hanno fatto il piano, e l'ultima sfida, che non è ancora matura, è quella sulle reti di distribuzione interne. Sarà la fase 3.0 per fare i piani, perché poi l'acqua che arriva sicura dovrà essere mantenuta sicura anche come gestione e conoscenze. Siamo a buon punto, abbiamo detto, ci aspettiamo che per il 2025 trattabile siano implementati tutti i piani. L'importante è farli bene e farli soprattutto nelle fasi di rischio, e l'entusiasmo anche nel seguire la formazione nazionale trasposta poi in sede regionale è stata molta. Il Veneto ha aderito fra i primi e eccoci qui, insomma ci ritroveremo qui fra poco, subito dopo un po' di ferie spero. Però insomma il messaggio è che veramente si sta passando nei fatti da emergenza a prevenzione, con un cammino che è iniziato, sta dando già dei frutti, ma altri ne dovrà dare, e soprattutto dal punto di vista culturale. Vi ringrazio molto. Grazie, professor Lucentini, direttore Centini. Da emergenza a prevenzione e l'approccio del PSA è un approccio basato quindi su un rischio potenziale e quindi su una prevenzione che va fatta in modo sartoriale, per cui bisogna capire bene la zona dove siamo, che caratteristiche ha lo stesso terreno, però chi è che dice al gestore cos'è che fa veramente male, qual è il punteggio di rischio per ogni elemento. Quindi il settore salute è quello che guida e dà l'indicazione chiara su come realizzare un piano di sicurezza dell'acqua. La parola adesso la diamo a Francesca Russo, che ce lo spiega bene, direttore della Direzione della Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto. Grazie. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori e grazie a tutti i colleghi che sono qui. Allora,
L'assist è stato dal piano alla prevenzione. Io direi che al centro dobbiamo mettere la persona. Allora, tutte le politiche nazionali, internazionali hanno capito che al centro di ogni politica, che sia sanitaria, che sia ambientale, che sia industriale, ci deve stare la persona, perché se non mettiamo al centro la persona abbiamo già fallito in partenza. Di questo ce ne siamo resi conto, ce ne stiamo rendendo conto adesso, forse è tardi, forse no, l'importante è rendersene conto. Quindi tutti coloro che programmano in ambito lavorativo, in ambito di sviluppo, devono tener conto che abbiamo il compito di tutelare noi stessi, di tutelare gli altri. Questo è il primo principio su cui si devono muovere tutte le politiche. È chiaro che la sanità è la prima istituzione che deve garantire la tutela della salute, ma non può farla da solo. Da sola non può tutelare la persona se non attraverso quello che stiamo facendo, quello che cerchiamo di portare avanti, che è l'intersettorialità e la multidisciplinarietà nelle scelte e nell'affrontare i problemi. Quindi penso che sia questo il movens che sta proprio dentro i piani di sicurezza dell'acqua. Io spesso, incontrandomi con le famose mamme no fasce oppure con tutti gli altri gruppi o con la popolazione, mi chiedono: va bene, noi questo a un certo punto l'abbiamo subito, parlo della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, ma adesso che cos'è che state facendo per evitare che si replichi di nuovo e per evitare che questo succeda anche in altri territori? Noi stiamo cercando di portare avanti quello che l'Europa anche ci ha chiesto di portare avanti, che sono i piani di sicurezza dell'acqua, cioè uno studio del territorio e di tutte quelle che possono essere le fonti di pressione e i potenziali pericoli, per evitare che poi dobbiamo ritrovarci ad affrontare un'emergenza dopo che questa ha fatto i danni che ha fatto sull'ambiente e sulla persona. Quindi si citava prima da dove siamo partiti per questo piano che era sperimentale, ma che nel frattempo è diventato un dato di fatto a cui tutte le regioni italiane devono orientarsi. Siamo partiti nel 2013, come si diceva, con questa emergenza da sostanze perfluoroalchiliche su cui si sapeva poco in termini di conoscenza delle sostanze stesse e che pian pianino, con un lavoro molto di concentrazione, di applicazione, sia di studio sulle sostanze stesse ma anche di studio del territorio, si è riusciti pian pianino a capire di cosa si trattasse. Cioè siamo nel classico esempio dove si capisce mentre si fa e non abbiamo ancora tutte le risposte perché sono delle sostanze emergenti, ci sono molte cose a cui non solo noi come Veneto ma anche a livello internazionale non si sanno alcune cose, per esempio il rapporto dose-risposta, non si sa quanto deve essere la concentrazione per considerarla pericolosa rispetto a un'altra, non si sa bene quali possono essere tutti gli effetti che queste sostanze possono avere sulla salute. Quindi man mano che noi andiamo avanti non solo nelle misure di mitigazione del rischio, che sono le prime che dobbiamo approntare, ma anche nello studio proprio chimico e nello studio degli effetti sulla salute, via via che scopriamo delle cose, naturalmente aumentiamo quello che è il bagaglio di conoscenza su queste sostanze. Quindi siamo partiti dal 2013 con questa contaminazione che abbiamo descritto via via e abbiamo visto che interessava un ampio territorio della nostra regione, 3 province, la provincia di Vicenza principalmente, poi la provincia di Padova e la provincia di Verona. Qual è stata la direttrice che ci ha portato a definire la classica area rossa rispetto all'area gialla, all'area arancione? È stata principalmente la contaminazione della principale matrice, che è stata l'acqua potabile. Abbiamo seguito, perché quella era la più importante da affrontare, la prima che si doveva affrontare in termini di tempo e in termini di diffusione della matrice stessa, e quindi quella ci ha permesso di andare ad individuare le aree. È l'area rossa, l'area di massimo impatto sanitario, un'area che comprende 30 comuni, circa 140.000 persone, ma poi
in maniera diversa. Abbiamo un'area arancione dove la contaminazione è principalmente legata alle acque presenti nei pozzi, e poi delle aree di osservazione che sono l'area gialla e poi l'area verde per quanto riguarda naturalmente lo studio delle acque superficiali. Quindi una geografia che non è scritta sulla pietra, che non è detto che comprenda solo questi 30 comuni. Man mano che avremo altri elementi conoscitivi potrebbe anche cambiare la geografia di questa contaminazione. Al momento noi sappiamo che questa è l'area di massimo interesse e qui abbiamo concentrato tutte le nostre risorse e tutte le misure che abbiamo adottato. Questo è un po' quello che abbiamo fatto. Certamente ci vorrebbero forse 3 giorni di meeting per spiegare un po' tutte le azioni, ma in sintesi le prime misure sono state quelle di abbattere la concentrazione di queste sostanze nelle acque. Non sapevamo, giusto? L'istituto ci ha detto abbattete il più possibile prima di darci dei valori di performance, e i gestori hanno fatto questo, hanno cercato di abbattere il più possibile. Infatti, da subito, prima ancora che arrivassero i valori di performance dal Ministero sulla base di quello che era stato suggerito dall'istituto, la concentrazione di queste sostanze era ridotta di molto e quindi aveva già raggiunto, diciamo, quei valori di performance che poi ci sono stati indicati a gennaio del 2014. È chiaro che questa è stata la prima misura, ma poiché abbiamo detto che al centro di una contaminazione ci sta una persona, non ci sta solo l'acqua. E allora la valutazione deve essere una valutazione a tutto tondo, cioè ci deve essere una valutazione della principale fonte di esposizione, ma anche una valutazione dell'esposizione alimentare, per esempio, perché nelle contaminazioni la sicurezza alimentare è immediatamente vicina a quella che è la sicurezza dell'acqua, che comunque rientra anche nella sicurezza alimentare. E quindi abbiamo fatto un piano di monitoraggio sulla produzione primaria dell'area rossa, abbiamo presentato i primi dati sui valori di TDI e che erano disponibili quelli dell'EFSA. Adesso abbiamo inviato ad EFSA il nostro database perché lo valuti e lo ha fatto sulla base delle nuove TDI che ha elaborato, e stiamo aspettando il parere dell'Istituto Superiore di Sanità sulle ultime conclusioni. È chiaro che non è finita lì, il percorso di conoscenza, di crescita, di approfondimento anche sulle matrici alimentari è un percorso che si deve portare avanti. Abbiamo detto che ci sta dentro la persona, ciò significa che ci stanno dentro i lavoratori dell'azienda, e quindi la sicurezza nell'ambiente di lavoro è un altro elemento che rientra in questa contaminazione. Quindi, per quanto pochi attualmente erano 128, tutta la coorte dei lavoratori sono intorno ai 500 compresi questi. Quindi diciamo un'attenzione anche a chi è stato esposto in maniera diversa a questo tipo di contaminazione. E poi il fatto che queste sostanze perfluoralchiliche sono delle sostanze che insieme, non da sole, ad altri fattori di rischio possono essere, diciamo, fattori di rischio per l'insorgenza di patologie croniche. È da questo che è nata la necessità di prendere in carico questa popolazione, considerandola, tra virgolette, una popolazione che aveva bisogno di un'attenzione particolare. Quindi abbiamo dato avvio al piano di presa in carico della popolazione esposta, che consiste in uno screening attivo, quindi con chiamata dei singoli. Siamo partiti chiamando i 14enni, dai 14 ai 65 anni, siamo partiti dai più giovani per 2 ordini di motivi. Uno, per cercare di dare una risposta immediata a quella che era la principale preoccupazione dei genitori, che è quella della contaminazione dei propri figli. A che punto sta la contaminazione di mio figlio piuttosto che la mia? Intanto rispondere a questo e poi vedere se effettivamente poteva essere necessario abbassare anche l'età. Abbiamo cominciato dai 14enni, abbiamo visto che rispetto allo studio di campione che abbiamo fatto con la popolazione, i 14enni avevano concentrazioni analoghe, e siamo partiti l'anno scorso con i bambini di 9-10 anni. E anche lì abbiamo trovato delle concentrazioni naturalmente più basse, legate al minore lasso di tempo di esposizione dei bambini a queste sostanze, e legate anche al fatto che fortunatamente le misure che abbiamo messo in atto hanno fatto sì che queste concentrazioni e quindi l'esposizione della popolazione scendesse, e quindi nel tempo vediamo che la popolazione sta cominciando ad eliminare, quindi si abbassano anche le concentrazioni
che avevamo trovato all'inizio. Quindi un piano di presa in carico che si evolve via via che acquisiamo risultati, via via che acquisiamo elementi, che potrebbero anche essere quelli di ampliare lo screening con l'aggiunta di nuovi esami di laboratorio, di altri controlli che possono essere mirati a sottopopolazioni o indirizzati a tutta la popolazione. Allora, oggi la contaminazione sta a questo punto. Abbiamo già, per quanto riguarda la parte della presa in carico della popolazione, chiamato la metà della popolazione che era il target. E poi abbiamo però la necessità di bonificare un territorio, e questo chiaramente è ad appannaggio dell'ambiente e dell'ARPAV, ma abbiamo da fare i conti con non solo l'acqua potabile che abbiamo messo in sicurezza, ma con le acque superficiali, con le acque sotterranee. C'è in atto un grande lavoro che è quello di spostare il campo pozzi, e questa è un'operazione molto complessa da un punto di vista economico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista dei controlli, e poi diciamo che questo comporta grandi esiti, diremmo, in sanità, questo effetto. Allora abbiamo da un lato i costi veri, cioè i costi diretti che la Regione e la popolazione, tutta la popolazione del Veneto, sostiene per fare sì che queste misure di mitigazione del rischio continuino. Abbiamo dei costi che sono stati, dove siamo stati aiutati anche da contributi nazionali, naturalmente sia per lo screening di popolazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda lo spostamento dei campi pozzi, e poi abbiamo dei costi che sono quelli della compromissione delle persone, perché io ho sempre detto che al di là del fatto che ci possono essere o meno pesanti correlazioni con la salute, chi ha accumulato inconsapevolmente queste sostanze nell'organismo ha comunque subito un danno, e quindi questa è una cosa da non sottovalutare. Allora bisogna cambiare strada, partiamo dall'inizio della mia presentazione, cioè non è più sostenibile che noi ci troviamo di fronte a una contaminazione e da lì partiamo per recuperare. Dobbiamo fare in modo che questo non accada. Non sappiamo se poi la strada che stiamo percorrendo, o perlomeno l'architettura che stiamo costruendo, ci impedirà di incappare in qualche contaminazione. Questo sarà sempre possibile, ma quantomeno avremo fatto il possibile per cercare di evitare questo. Quindi si è cominciato a lavorare nel 2016 in maniera sperimentale, prima che venisse fuori il decreto interministeriale che diceva a tutte le regioni di cominciare a lavorare sui piani di sicurezza dell'acqua, e devo dire che Viveracqua e tutti coloro che hanno partecipato, quindi ARPA per l'ambiente, le aziende ULSI, come si diceva prima, hanno sicuramente creduto in questo modello sperimentale. Quindi si è creato un team multidisciplinare, perché necessariamente deve essere così, dove ognuno mette a favore dell'altro quelle che sono le proprie competenze, al di là e le proprie conoscenze, quindi le cose che deve fare ma anche le cose che sa. Questo significa lavorare in team, questo significa lavorare in maniera integrata e multidisciplinare. E quindi diciamo che il risultato di oggi, no, sta a identificare che questo percorso è stato possibile fare questo confronto, è stato possibile lavorare insieme, talvolta insomma anche discutere su posizioni differenti, ma raggiungere un risultato. Io questo lo considero un risultato e nello stesso tempo è il nostro punto di partenza, come diceva anche Luca Lucentini. Da qui partiamo per fare tutti gli altri piani di sicurezza dell'acqua. Quindi qual è il ruolo della Regione? Abbiamo detto che i piani di sicurezza dell'acqua sono dei gestori, e così deve essere, però la Regione ha un ruolo. La Regione ha il ruolo di garantire la diffusione della informazione e della formazione a livello regionale. Quindi noi siamo in prima linea per stare accanto all'istituto, per stare accanto ai gestori, per stare accanto a tutti coloro che sono gli attori principali di questo percorso, per garantire questa uniformità di formazione, per condividere le conoscenze e le competenze, perché mettiamo insieme anche le nostre, e questo è quel valore aggiunto che mette al centro la persona, e poi per condividere le conoscenze. Allora, quindi un ruolo di indirizzo e di coordinamento, ma gli altri attori accanto alla Regione e quindi alla Direzione Prevenzione sono le aziende ULSS. È chiaro che l'azienda ULSS
è la prima, è quella che sta sul campo, è quella che per prima viene investita e coinvolta in qualsiasi tipo di problema di natura ambientale o di contaminazione, ed è la prima che deve rispondere al sindaco, che deve rispondere ai propri cittadini, che deve cercare di organizzare al proprio interno quelle che sono le azioni che deve mettere in atto. Quindi nel piano sicurezza dell'acqua ci sono i gestori, ci sono le ULSE e c'è l'ARPAV e c'è la direzione ambiente, ma i primi tre che ho elencato sono coloro che devono avere la conoscenza del territorio, cioè devono sapere dove si possono annidare i rischi e fare dei controlli, se necessario, in maniera concordata, per evitare che domani ci troviamo poi in una situazione che è troppo avanzata per poterla circoscrivere in breve tempo e ridurre gli eventuali impatti sulla popolazione esposta. Quindi questo più o meno l'ho detto con questo discorso. È necessario che ci sia però un ambiente dove tutte le informazioni dei vari attori possono essere disponibili e possono essere utilizzati. Quindi non è che ognuno si tiene le proprie informazioni, no, ognuno le mette a disposizione dell'altro. Quindi c'è un cloud, quindi un ambiente ideale dove ognuno mette a disposizione le proprie informazioni. Mettendo a disposizione le informazioni fa in modo che i portatori di interesse, che siamo noi, che siamo quelli che siamo in questa sala, possano avere, gli attori principali, la possibilità di guardarle e di valutare e confrontarsi per fare quello che abbiamo detto. Allora, questo dei piani di sicurezza dell'acqua, quindi questo percorso che non definirei un progetto ma è un compito istituzionale, allora si affianca a questo, si affianca anche un altro percorso che in questo caso è un progetto europeo che abbiamo presentato perché ci sembrava necessario, fare in modo che ci fosse qualcosa che ci permettesse di descrivere e di scrivere la governance di questi problemi, cioè questi problemi dall'esperienza FAS, come si affrontano, che cosa si fa. Non dobbiamo solo pensarlo, dobbiamo farlo, ma dobbiamo anche scrivere come si fa, in maniera tale poi da tracciare questo tipo di esperienza. Quindi l'obiettivo generale del progetto europeo è quello di dimostrare come un modello di governance interistituzionale può gestire in maniera efficace i rischi correlati alla diffusione di una specifica classe di inquinanti che sono quelli emergenti, cioè questi inquinanti persistenti, questi inquinanti che poi facciamo fatica ad eliminare e che permangono per moltissimo tempo come contaminanti. In questo specifico ambito di tutte quelle che possono essere i composti che stanno all'interno dei PMOC abbiamo i FAS e ci siamo concentrati sui FAS a catena corta. Perché su quelli a catena corta? Perché quelli a catena corta sono quelli su cui ci sono meno studi, meno conoscenze. Quindi, poiché nel nostro territorio abbiamo sia quelli a catena lunga, che sono stati utilizzati per lunghissimo tempo, ma poi se n'è interrotta la produzione e invece abbiamo avuto una produzione massiva di quelli a catena corta, dobbiamo puntare la nostra attenzione sia in termini di significato sanitario, ma anche in termini di rimozione di queste sostanze anche su quelli a catena corta. Quindi quello che poi è scritto dopo serve a raggiungere questo obiettivo. Questi sono i partner del progetto. Abbiamo a parte noi che siamo leader del progetto, l'azienda Zero per la parte sia della componente delle gare sia per la parte informatica, e poi mi ricollego al cloud di cui parlavamo, poi ARPA, l'IRSA CNR e l'Università di Padova, dove abbiamo il Dipartimento di Biologia e anche quello di Ingegneria. Allora, questo è quello che ho detto prima. Che cosa è importante? Che cosa appaia, il piano di sicurezza dell'acqua con questo progetto? Il tentativo, che non è solo un tentativo perché ci stiamo lavorando davvero e non è semplice, è quello di costruire questo famoso ambiente dove ognuno mette le informazioni. Quindi un cloud dove tutti quelli che sono i portatori di interesse, quelli che sono coinvolti in maniera diretta e istituzionale, devono inserire le informazioni. Quindi abbiamo fatto... Questo è un po' il modello del cloud, che si identifica col cloud che noi immaginiamo per quanto riguarda i piani di sicurezza dell'acqua, dove ci devono essere
ci devono essere tutte le fonti di pressione, quindi la mappatura delle fonti di pressione, dove ci devono essere tutti i registri dei rifiuti, degli allevamenti, delle aziende agricole, dei pozzi, dove ci deve essere la disponibilità dei dati meteo, perché anche per i piani di sicurezza dell'acqua sappiamo come quanto anche questo elemento è importante. Poi le acque superficiali, le acque profonde, le coltivazioni, l'importanza del reticolo idrografico, quindi tutta una serie di informazioni che devono essere presenti nel cloud in modo che questa possa essere, se interrogato, rispondere a quelle che sono le nostre esigenze di conoscenza del territorio. Questi sono alcuni dei principali partner che abbiamo aggiunto a quelli che sono partner ufficiali del progetto, perché devono popolare il cloud che abbiamo avviato e che stiamo costruendo con le loro informazioni. Adesso passo a un'altra pagina, insomma, del mio lavoro, che è quello del coordinamento interregionale. Io ho l'onore di coordinare i colleghi miei pari delle altre regioni e quindi della prevenzione e nell'ambito della Commissione Salute, e quindi siamo in diretto, siamo gli organi tecnici della Conferenza delle Regioni. E quindi al tavolo del coordinamento delle regioni naturalmente affrontiamo tutte quelle che sono le tematiche più importanti per tutte le regioni. Sia Luca Lucentini, quindi come Istituto Superiore di Sanità, sia il Ministero della Salute sono venuti a parlare con tutti i colleghi delle regioni a presentare i piani di sicurezza dell'acqua, perché se vi ricordate la cartina che ha fatto vedere Luca dell'Italia, dove ogni disegnetto rappresentava qual era la situazione che c'era in Italia, sappiamo che non si vive solo di sostanze perfluoroalchiliche, ognuno ha i suoi problemi a casa propria, e quindi era necessario che questo strumento dei piani di sicurezza dell'acqua diventasse uno strumento operativo comune di tutta la nazione, e quindi per questo è stato inglobato, accettato e visto, insomma, con grande interesse da parte di tutte le regioni che ne hanno condiviso i principi e che hanno cominciato a lavorare su questo. E quindi io faccio una breve sintesi. Luca ha fatto vedere quindi a che punto sono le regioni. Io ho messo solo quelle che sono in fase più avanzata. Quando ho fatto questa presentazione non c'era nessuno del sud, si sono tutti un po', no, se la sono presa, sì, ma io non posso farci niente. Questi sono quelli che mi hanno mandato i colleghi, insomma si aggiungeranno dopo. Il Friuli, come avete visto, è già partito, ha fatto già la parte della formazione e sta avanzando nel piano dell'implementazione del piano. Per quanto riguarda la Lombardia, anche loro hanno diversi gestori, e nelle 8 ATS che sono praticamente corrispondenti alle nostre aziende ULSS hanno già avviato questo tipo di percorso, quindi anche loro a livello di tutta la regione. La Liguria ha già sensibilizzato tutti gli attori e un po' più indietro si sta organizzando per portare avanti la formazione. Lo stesso per quanto riguarda la Toscana, 3 non hanno ancora avviato il percorso, gli altri sì, quindi c'è un percorso di assestamento, in tutte le regioni. Anche la Sardegna qui ha cominciato, quindi farà un atto formale su questo, quindi si sta portando avanti. È stato chiesto ed ottenuto, abbiamo fatto un po' di fatica ma ce l'abbiamo fatto, ad avere il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonomi per tutti i corsi dei piani che riguardano i piani di sicurezza dell'acqua, e quindi per avviare in maniera riconosciuta quella che è la formazione. Perché abbiamo voluto coinvolgere anche la conferenza? Di questo abbiamo parlato spesso anche con Lucentini, perché i nostri, che questo che stiamo portando avanti è un lavoro prevalentemente tecnico, diventa politico nel momento in cui c'è il problema, e noi vogliamo che il tavolo strategico sanitario che ci sta sopra e politico che sta sopra ancora sia consapevole che c'è questo tipo di percorso e che c'è questo tipo di lavoro, e quindi da un lato rappresenta una sorta di rassicurazione, dall'altro deve rappresentare un impegno a far sì che questo nell'ambito della propria regione possa realizzarsi al meglio.
e credo che nella nostra regione abbiamo insomma l'esempio di una grande disponibilità tecnica e politica nel portare avanti questi programmi. Quindi adesso il prossimo, ma ci saranno i colleghi che seguono che entreranno nello specifico, abbiamo la formazione rivolta alle aziende ULSS, all'ARPA, agli enti dei gestori del servizio idrico, e io spero che avremo altri momenti per portarvi per rappresentarvi quelli che saranno i risultati e lo stato di avanzamento di tutti i piani di sicurezza dell'acqua, che sono tantissimi, che si dovranno fare a livello della nostra regione. Grazie. Grazie dottoressa Russo. Abbiamo un po' riguadagnato il tempo perduto perché abbiamo iniziato un po' tardi, ma siamo quasi in linea con quello che avevamo previsto. Facciamo un momento di pausa e ci ritroviamo qui il prima possibile, magari anche un po' prima delle 11:30, sono le 11:10, facciamo 11:20, non so se ce la facciamo, e poi continuiamo con i lavori con il resto dei relatori. Grazie.